Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com e oggi voglio mostrarti la partita di quel giocatore che è sempre stato la spina del fianco di Kasparov. Allora, siamo nel 1991, siamo nel torneo dei 14 giocatori più forti al mondo, tra cui c'è anche il campione del mondo che è Kasparov, e in questo torneo ci sono personalità quali Kasparov, Karpov, Gelfand, Ivankov, Anand, Spielman, Yusupov, cioè giocatori eccezionali. E questa è la partita fra Ivankov col bianco e col nero Kasparov. E sarà una partita eccezionale, veramente guardatela con calma. Io ti farò anche delle domande cercando di farti intuire qual è la prossima mossa. Chiaramente questa è stata una partita a tempo lungo ragionata, noi ci metteremo qualche secondo, qualche minuto, quindi non ti preoccupare se non indovinerai qual è la mossa. Allora andiamo a vedere subito questa partita che è stata fenomenale, fenomenale. Il bianco ha messo KO Kasparov in una maniera incredibile e Kasparov è considerato un grande giocatore di attacco. E4, C5, la mitica difesa siciliana giocata da Kasparov, cavallo F3, D6, alfiere B5. Questa variante non è molto utilizzata, ma è molto buona, che ha l'idea solitamente, dopo, non so, un cavallo C6, una delle varianti personalmente che preferisco di più è quella di E4, in caso di A6 si cambia il pedone e poi addirittura si può spingere anche in A5 e questa è una di quelle varianti che preferisco. Chissà se Ivankov aveva in mente questa tipologia di piani. E ad ogni modo, dopo lo scacco, la mossa giocata da Kasparov fu cavallo in D7, D4 e ora sviluppo dell'altro cavallo, arrocco e pedone per D4. Ti chiederai, ma perché non si è catturato il pedone in E4? Semplicemente perché dà un po' di diciamo, iniziativa al bianco con torre 1, per esempio cavallo F6. Non c'è nulla di eclatante, nulla di eccezionale. Ora il bianco può continuare per esempio con lo sviluppo, però mi si dà un vantaggio di sviluppo e si dà questa colonna aperta al bianco che potrà sfruttarla in futuro. Per questo motivo il nero non ha catturato questo pedone, ma ha preferito catturare questo pedone. Segue donna in D4. La donna è centralizzata, controlla un mucchio di case dal centro, ma lo sai benissimo, non c'è bisogno che te lo dica io, quindi è una buona posizione ora per il bianco. A6, qui ci sono varie varianti come quelle di ritirate in D3, in E2, solitamente comunque nel momento in cui hai esposto un alfiere in B5 o in G5 devi anche essere pronto a darlo ed è quello che fa Ivan Cook. Alfiere D7, alfiere G5, H6 e ora il bianco fa la stessa cosa che ha fatto sull'ala di donna. Tac! Qui ha dato anche via l'altro alfiere. Ragazzi, stiamo parlando di una partita contro il campione del mondo e tu ti permetti di dare via la coppa degli alfieri per rimanere con due cavalli contro Kasparov. Secondo voi ora con quale pedone catturerà? Col pedone in E, con il pedone in G? Quali sono i pro e i contro di ogni mossa? Cerca di capire, ti do qualche secondino per pensarci. Niente, Kasparov catturò col pedone in G. Chiaramente, grazie a questa mossa, l'arrocco è praticamente saltato, sarebbe insensato arroccare con questa colonna aperta. Tuttavia, ora ci sono manovre come queste, come torre G8 che puntano direttamente verso l'arrocco avversario, c'è anche l'alfiere che punta su H3, il pedone sarebbe inchiodato, quindi è interessante come presa. Inoltre c'è anche la possibilità anche di questa spinta, ma insomma è tutto da vedere molto bene. In più non si capisce ora bene questo alfiere camposcuro come può svilupparsi, perché da G7 se si spinge il pedone in E, questo pedone in D diventa una debolezza. Se si spinge il pedone in H5 per fare posto all'alfiere, sì, l'alfiere sicuramente ha una buona diagonale, ma non si sa a che cosa serve per ora, quindi
Insomma, la posizione comunque del nero, nonostante la coppia degli alfieri, non è delle migliori. La partita continua con C4 e 6. Questi tre pedoni sulla colonna D controllano tantissime case, ecco, tutte queste. E quindi è un problema per il bianco avanzare, tuttavia questo pedone ha tolto la possibilità all'alfiere di controllare queste case. Perciò una partita difensiva da parte del nero, cavallo C3, il bianco sviluppa un altro pezzo e i cavalli in questa posizione di ingorgo sono molto forti. Torre C8, posizionando una torre su colonna semiaperta. Re H1. Qual è la motivazione che sta dietro il re H1? Solitamente sono due. Una è che si vuole spingere il pedone in F4, chiaramente dopo aver tolto il cavallo, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di scacchi e attacchi doppi. La seconda è quella di togliere appunto il re a seguito di torre G8. È una manovra sicuramente difensiva e preventiva, in modo tale che poi il bianco può attaccare senza problemi, senza poi tornare a difendersi. È il turno del nero che gioca H5, il bianco risponde con A4, impedendo tutte le possibili controrisposte, H4 del nero, H3, impedendo ancora l'avanzata di questo pedone. Alfiere 7. Guardate questi due alfieri del nero che in teoria dovrebbero essere fortissimi, sono rilegati a queste posizioni passive. Il bianco continua con B4, A5 e ora secondo te conviene catturare, conviene spingere oppure c'è qualche altra mossa interessante? Prova a vedere un attimino. Qui semplicemente Ivan Cook giocò B5. B5 toglie la possibilità dell'alfiere, allo stesso tempo però crea diciamo una debolezza, è un buco qui che però per ora il nero non può sfruttare perché non ha un cavallo o comunque l'alfiere non può entrare sulla casa C5. A seguito di questa mossa Kasparov gioca donna C7 creando questo doppio attacco su C4 che semplicemente può essere sventato con cavallo di 2, quindi abbiamo due attaccanti e due difensori. Segue donna C5, Kasparov propone il cambio delle donne perché sa che questo gli sarebbe vantaggioso e chiaramente Ivan Cook si ritira. Torre G8, finalmente la torre si va a mettere su questa colonna, torre in A va in E1, donna G5, una semplice e chiara minaccia di matto. E come ti difenderesti da questa minaccia? Ti do qualche secondo per pensarci. Chiaramente la difesa più semplice e liscia è quella migliore. Torre G1. G3 ovviamente non andrebbe bene perché seguirebbe pedone per e donna per e il bianco va e il nero va chiaramente in vantaggio. Quindi qui la semplice torre G1 mantiene la posizione, nessun problema. Segue donna F4, minacciando questo pedone, che lo difendiamo con l'altra torre. Guarda che carine queste due torri affiancate su G ed F, che attualmente hanno un ruolo difensivo, ma in poche mosse possono andare da altra parte o comunque possono sorreggere varie spinte. B6 viene bloccata la situazione ad ovest. Cavallo N2 minacciando la donna si ritira in H6. A questo punto riesce a trovare per il bianco una continuazione degna di nota, cioè qui è un po' tutto bloccato, non si sa bene come giocare. Prova a pensare, ti do qualche secondo per cercare di capire se riesci a trovare una continuazione buona per il bianco. Pensaci un attimino. Diciamo che continuazioni standard potrebbero essere torre di 1 oppure F4, potrebbe essere una buona continuazione, ma qui Ivan Cook gioca C5. Qual è lo scopo di C5? Che a seguito di una cattura di qualsiasi pedone o anche di torre, ed è così che va la partita, con cavallo C4 si minaccia contemporaneamente sia il pedone in B6 che il pedone in D6 e a seguito di
re in F8, il cavallo cattura in B6 e chiaramente questa idea di re F8 serviva a fare spazio alla ritirata di alfiere e qui i due alfieri sono totalmente passivi. È il turno ora del bianco che ora spinge tranquillità F4, risposta il nero cerca di creare attività con F5 e per F5 torre per F5. Comunque il nero sembra che non stia malissimo nonostante questi alfieri non stanno giocando. Torre C1 con l'idea di entrare in settima o in ottava con la torre, il re giustamente cerca una posizione migliore. E ora G4. G4 è un vero e proprio capolavoro e Kasparov gioca torre C5. Perché per esempio non si è preso en passant tipo pedone per G3? Perché semplicemente ci sarebbe donna G3, chiaramente se il re si sposta si prende la torre con un bel matto. Siccome il re non si può spostare metterebbe davanti la donna e a questo punto donna C3 scacco e allo stesso tempo c'è questa inchiodatura di torre e il nero perde la donna. Perciò questa mossa che sembra buona in realtà non lo è affatto. Perciò Kasparov gioca torre C5, cambio di torri, cavallo in C8, minacciando l'alfiere e l'alfiere in F8. Gli alfieri diventano mossa dopo mossa sempre più passivi. Donna di 8, si minaccia sia l'alfiere, intanto si prende anche il controllo di una bella diagonale, e donna G6. A questo punto quali sono le possibilità del bianco? Sono per esempio quella di catturare l'alfiere, però non è la continuazione migliore, ti faccio vedere, perché se si cattura l'alfiere c'è semplicemente donna D3 con minaccia doppia, questo pedone non lo si può salvare, quindi per esempio torre G2 per tenere il cavallo, la donna cattura, insomma non è proprio una delle posizioni migliori e più felici, ma c'è di meglio, più che catturare c'è di meglio, c'è F5. Anche qui non conviene cambiare perché a seguito del cambio chiaramente c'è questo tipo di inchiodatura. La donna si deve spostare, donna H6, G5, guarda la minaccia incredibile del bianco, donna H5, torre in G4, pedone per. Riesci a trovare ora la continuazione forte per il bianco? Ti do un minutino per cercare la mossa che può fare ora il bianco. Chiaramente questa è una buona entrata, però c'è prima da giocare cavallo F4 che minaccia la donna, tanto la donna comunque non può andare in H6, la donna è costretta ad andare in H8, adesso donna F6, scacco, re H7 e ora semplicemente torre per H4, scacco, l'unica è mettere davanti l'alfiere e adesso torre per H6, scaccomato. In realtà Kasparov si abbandonò qualche mossa prima, ecco, perché aveva già visto tutta la continuazione, però questa continuazione è stata veramente geniale. Qui si può dare anche il matto di donna o di torre, è totalmente indifferente. Questa è stata una grande partita giocata da Ivan Cook che addirittura si aggiudicò anche il torneo, quindi oltre a battere il campione al mondo fece anche un bellissimo torneo. Questo è stato sempre il giocatore, è stata sempre la spina del fianco del grandissimo Kasparov. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, se sì metti like, lascia un commento che mi fa sempre piacere leggerli e noi ci vediamo nel prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!